Mamma mia, Victor, mamma mia, ma che combinato! Un gol più bellellato, ma c'ha tutti amici, da Napoli l'87. Prima di iniziare con il video vi invito a lasciare un bel mi piace, ad iscrivervi al canale se siete nuovi, attivando la campanellina per restare aggiornati con il canale di Napoli, che è Napoli. Ragazzi, diciamo che l'approccio alla gara è da rivedere perché siamo stati brutti, abbiamo concesso all'Ester. Ha meritato il gol perché gli abbiamo concesso 3-4 palle gol subito, ragazzi, veramente eravamo lenti, l'approccio è stato brutto del Napoli, abbiamo fatto giocare il Leicester, poi pian piano siamo venuti fuori con qualità, ragazzi, e nel secondo tempo abbiamo fatto tutta un'altra partita, è stata proprio tutta un'altra partita. L'Ester trova il gol nel primo tempo grazie a Perez, che ce lo perdiamo, Di Lorenzo ovviamente bravo a spingere in avanti, ma lascia un buco dalla sua parte e ci fanno un gol clamoroso lì, veramente un errore difensivo scandaloso quello lì, ragazzi, perché abbiamo lasciato dei buchi difensivi veramente da rivedere lì, perché il Napoli non si possono vedere queste cose in Europa, ragazzi, non si possano vedere. E c'è da migliorare su queste cose qua, non è la prima volta. Nel secondo tempo il Napoli si ripete con l'approccio che l'Ester comincia bene un'altra volta e trova anche il 2-0 alla stessa maniera, ragazzi. Si accendano e ci imbucano un'altra volta. Sempre per un ritardo di Di Lorenzo ci fanno il secondo gol con Barn, che prima fa un assist e poi fa anche il gol. Però poi c'è la reazione del Napoli, ragazzi. Osimhen che cazzo di gol si inventa? Il pallone di Fabian, dobbiamo dire che il Fabian nel secondo tempo totalmente un altro Fabian, perché nel primo tempo deludente, nel secondo tempo mi è piaciuto, ragazzi. Questo Fabian è già la seconda partita che nel secondo tempo si trasforma, diventa il vero Fabian, e noi lo vogliamo da inizio partita però così, perché Fabian nel secondo tempo ha giocato bene, ha dato un pallone d'oro per Osimhen e Osimhen fa un gol capolavoro. Che gol fa? Connetta il portiere, un gol della Madonna di Victor Osimhen, che non si ferma lì, fa anche il 2-2 nel finale con il colpo di testa sul cross di Politano, che Politano è un ass dalla panchina, si dimostrano l'arma in più per questo Napoli. I meriti vanno a Spalletti per aver confermato anche a un ass che quando entra spacca la partita. Ragazzi, è entrato un ass, li ha messi in difficoltà a quelli dell'Ester, non lo tenevano, non lo contenevano. Politano, il cross perfetto sulla testa di Osimhen, comunque è entrato bene anche Politano, mi è piaciuto tanto come è entrato. Entrambi i cambi sono stati fatti bene, mi sono piaciuti entrambi, anche il Mas non è stato male. Ecco, mi aspettavo di più da Zelinski, che nel primo tempo si è divorato un gol, così come Insigne, che ha fatto una buona partita, però ti aspetti di più da Insigne. E anche Osimhen nel primo tempo un po' impreciso sotto porta, però Osimhen è stato il migliore in campo, indiscutibile, non solo per la doppietta, perché ragazzi veramente ha combattuto su ogni pallone. Anche sa, ottima partita. Poi è uscito nel secondo tempo stanco, perché nel secondo tempo ecco si è visto meno. Comunque è stata bella la reazione del Napoli, invece è stato brutto. Cosa è stato negativo di questo Napoli? L'imprecisione sotto porta. Ecco, nel primo tempo siamo mancati, siamo stati meno cattivi sotto porta, perché questa partita la potevamo pareggiare subito e magari, chi lo sa, pareggiandola subito la potevi pure vincere. Invece loro trovano il secondo gol nel secondo tempo, praticamente alla mezz'ora, e noi poi riusciamo comunque a portarla sull'1-2 e poi rimontarla sul 2-2 meritatamente, perché nel secondo tempo li abbiamo messi, li abbiamo chiusi lì e loro giocavano di ripartenza. Grande Napoli, si gode, un pareggio ottimo, sì, volevo la vittoria ovviamente, ma ci sta bene anche un pareggio con il Leicester, perché comunque in casa loro non è facile, è un campo ostico quello dell'Ester. Niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciando un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto, se ancora non l'avete fatto, che aspettate la carrozza, iscrivetevi al canale di Napoli l'87. Ah, anche Marquit non è stato male, ragazzi, mi dimentico di Marquit. All'inizio gara non mi è piaciuto sul gol che abbiamo preso, perché lui e Di Lorenzo, insomma, la difesa lì un po' allo sbando, ma un po' tutti, anche Koulibaly non mi è piaciuto all'approccio, un po' tutta la squadra. Poi nel secondo tempo stessa disattenzione difensiva proprio dal lato di Di Lorenzo, che oggi secondo me è il peggiore in campo del Napoli. Però comunque alla fine c'è stata la reazione, c'è stata la cazzima, la cosiddetta cazzima che voleva anche Spalletti, che l'ha pareggiata lui questa partita dalla panchina. Con questo è tutto, ragazzi, buonanotte a tutti amici, da Napoli 87, come sempre, voglio, forza Napoli!